A Favara, al boccone del povero, tappa di presentazione del libro di Totò Cuffaro, l'uomo è un mendicante che crede di essere un re. Prosegue il tour letterario di Totò Cuffaro, sempre un riscontro di tanta umanità, di tanto pubblico, di tanto affetto. Tu hai più volte sottolineato che prima magari il pubblico era presente alla ricerca di prebende e per sostenere interessi vari. Adesso invece il pubblico viene per conoscere il libro scritto da Totò Cuffaro, per incontrare personalmente l'ex presidente della regione. Beh sì, i maligni sostenevano che c'era sempre tanta gente ai miei incontri perché essendo prima io un uomo di potere la gente veniva anche in cerca di prebende. Io ho sempre saputo che c'era tanto affetto e tanta sensibilità nelle persone che venivano ad incontrarmi e ne ho la prova adesso che non avendo più potere e non essendo più in condizione di distribuire prebende c'è ancora tantissima gente, forse con più affetto di prima, e quindi questa è una cosa che mi emoziona, mi commuove e mi fa capire che tanto affetto e tanta disponibilità da parte della gente merita da parte mia un impegno a costruire un progetto di bene comune per questa terra di Sicilia, che dico subito, un progetto che esula dalla politica e che non mi vedrà più protagonista in politica attiva, nel senso che non sarò più rappresentante delle istituzioni, ma mi vedrà impegnato a contribuire assieme alla tanta gente per bene di Sicilia a costruire un progetto di bene comune soprattutto per quelli che hanno più bisogno. L'interesse verso il terzo libro di Totò Cuffaro, L'uomo è un mendicante che crede di essere un re, è frutto della volontà di conoscere l'esperienza personale, il vissuto carcerario di Totò Cuffaro, ma è anche l'interesse a conoscere uno spaccato, qual è la precaria condizione carceraria che spesso non la si conosce oppure la si disconosce volontariamente quando si è al di fuori delle mura. Beh, devo dire che entrambe le cose sono vere, non la si conosce e c'è una sostanziale attitudine a disconoscerla, perché non porsi il problema che dentro le carceri ci sono dei corpi imprigionati che hanno un'anima, che hanno sentimento, che soffrono, che patiscono dolore e hanno emozioni e perché no, anche se in carcere sprazzi di felicità e di gioia. Si tende a far finta che tutto questo non ci sia per non stimolare le proprie coscienze a una riflessione positiva. Questo mio libro, che racconta con crudezza la vita delle carceri, vuole essere una testimonianza a come dentro le carceri ci sia una straordinaria presenza di umanità e una presenza di persone che aspirano a tornare nella vita sociale, nella vita civile, rieducati per come si possa parlare di rieducazione nelle carceri, perché hanno voglia di avere ancora un futuro. Le carceri non possono essere soltanto luoghi dove si imprigionano i corpi e ci si dimentica delle persone. Bisogna creare questo rapporto tra la società e le carceri per consentire alle persone di non sentirsi abbandonate. Non c'è nulla di peggio, lo dico per esperienza personale e per averlo vissuta, di sentirsi abbandonati, di sentirsi dimenticati dalla società, di sentirsi ignorati dalle istituzioni. Questo è un carcere aggiuntivo al già difficile carcere che ti priva della libertà. Questo mio libro vuole attenzionare tutte queste storie, questi sentimenti e dare la possibilità a chi vuole di capire le carceri e fare una battaglia che la politica si occupi di umanizzare sempre di più le carceri.